Ciao Astro Samantha, chiude così il tweet con cui l'aeronautica militare annuncia l'addio alla divisa del capitano Samantha Cristoforetti, avvenuto alla base del 51esimo stormo di Istrana, il suo reparto. E dalla base di Istrana poco è filtrato, se non le foto che vedono sorridenti la Cristoforetti e il comandante del 51esimo, il colonnello Massimiliano Pasqua. Negli oltre 18 anni in aeronautica militare, il capitano Cristoforetti ha coronato il suo sogno di diventare astronauta, si legge nel tweet, e continuerà a portare nello spazio il tricolore italiano. Apparentemente un saluto cordiale, ma dietro la decisione della prima donna italiana entrata a far parte degli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea ci sarebbe ben altro, quello che qualcuno definisce un tradimento del corpo militare nei confronti di uno dei suoi simboli. L'aeronautica avrebbe infatti spinto perché nelle prossime missioni fosse un altro astronauta a venire inviato nello spazio e per questo la 42enne trentina avrebbe deciso di lasciare la divisa indossata per quasi 2 decenni, proseguendo la sua carriera come astronauta nell'ente spaziale europeo.